Chiusura di fine stagione calcistica svoltasi presso la sede della Federazione Italiana Gioco Calcio di Agrigento. Il presidente uscente Stefano Valenti ha relazionato sull'attività dell'intero anno, tracciando un bilancio positivo del lavoro svolto e dei suoi collaboratori. Presente anche il presidente regionale, l'ingegnere Santino Lopresti, che ha anche elogiato quanto fatto durante l'anno dalla delegazione di Agrigento nel suo insieme. Infatti, a seguito di tale impegno è scaturita la volontà di portare il presidente agrigentino Stefano Valenti alla guida della struttura regionale del settore giovanile scolastico. Il lavoro sarà continuato da Angelo Caramanno, suo vice, che anche lui ha dimostrato attaccamento e dedizione ai compiti assegnati, e anche le carte in regola per continuare quanto fatto da Valenti. La struttura agrigentina, a detta di Lopresti, è considerata come un fiore all'occhiello rispetto a quelle regionali. Ha espresso commozione nel ricevere l'incarico di proseguire il lavoro svolto da Valenti e Angelo Caramanno, commosso anche Valenti per l'incarico che andrà a intraprendere e dispiaciuto nel lasciare la sede di Agrigento. Stefano Valenti ha anche ringraziato la nostra emittente per l'ampio spazio concesso informativo con la rubrica sportiva dedicata proprio al settore giovanile della FIGC, consegnando anche una targa in segno di riconoscimento. Al termine dell'incontro, un momento di convivialità presso un noto ristorante del villaggio Mosè. Something about the way that you walked into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still